La scuola paritaria è una risorsa nel Veneto e non un peso, costa molto meno della scuola pubblica e in un momento come questo è manna dal cielo. Sono su questa lunghezza d'onda il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il governatore del Veneto Luca Zaia, che concordano anche sulle cifre. Il paese risparmia 6 miliardi di euro ogni anno, finanziando gli istituti scolastici religiosi. Quanto ai vantaggi per la regione Veneto, che annovera una rete capillare di scuole pubbliche, i costi sono presto fatti. Ogni alunno della scuola cattolica costa mediamente 500 euro, contro i 7.000 euro che richiede uno studente della scuola pubblica. Certo, non si può ridurre tutto ad una questione di vile denaro, sostengono i gruppi politici che si sono sempre battuti contro la scuola dei preti. In ballo ci sono le ideologie e una disparità di trattamento tra le confessioni religiose, perché finanziare i cattolici e non i testimoni di Geova o i battisti o i protestanti. I cattolici dal canto loro replicano che la Costituzione garantisce libertà di pensiero e di religione e dunque i cattolici hanno diritto di ricevere un'educazione consona al loro credo. È una storia infinita che rischia di chiudersi in questo triste momento della nostra storia economica. Non ci sono più fondi per nessuno e da tempo. Nel Veneto i vescovi minacciano la chiusura delle loro scuole. Alcune sono già state chiuse, dato che i finanziamenti da Roma arrivano a gocce e con un paio di anni di ritardo. Moraglia ha messo sul piatto 21 milioni di euro per l'anno scolastico in corso, un anticipo sul denaro che dovrebbe arrivare da Roma e che non arriva. Rimane un dettaglio non trascurabile: perché le scuole religiose costano tanto meno e sono ugualmente efficienti? Che abbiano ragione quelli che definiscono la pubblica istruzione un carrozzone organizzato male?